Hanno deciso di ripulire l'area attrezzata del Parco dell'Addolorata di Agrigento, una zona abbandonata a se stessa e particolarmente degradata. Sono i volontari dell'associazione Action Aid, in collaborazione con quelli della Trinacria. Hanno voluto dedicare il loro tempo a rendere la zona più vivibile e più pulita. Noi stiamo esordendo come associazione affiliata al network di Action Aid. La nostra associazione si chiama TTT, ci occuperemo di promozione culturale, civica ed economica nella città. Abbiamo deciso di partire da qua, da un posto simbolico e importante per tutti i cittadini di Agrigento, che è il Parco dell'Addolorata, e in questa occasione stiamo anche lanciando una campagna, la chiamiamo campagna trasparenza. Nel venire qua noi ci siamo premurati di chiedere l'autorizzazione alla forestale, ci è stato detto, non utilizzando mai dei canali ufficiali, che c'è un'interdizione da parte della prefettura. Noi non abbiamo mai visto questa interdizione, l'abbiamo richiesta, su internet non c'è assolutamente traccia, anche fisicamente non c'è un sigillo, non c'è un segnale, niente. Quindi è chiaro che in questo momento a noi viene da pensare, fin quando non vedremo questa interdizione, che è una scusa per nascondere delle inadempienze. E siccome ormai pensiamo che questa città sia in un degrado esagerato e bisogna mettere un freno, ecco, questo passa dalla trasparenza delle amministrazioni, che permettono ai cittadini di usufruire degli spazi pubblici e renderli spazi sociali, perché è proprio vivere i luoghi pubblici in modo sociale che ci permette di creare quei legami effettivi per rispettare questi spazi. Per cui noi adesso lanceremo una campagna di trasparenza alle amministrazioni, delle burocrazie, utilizzando anche delle buone pratiche che in altre città gruppi di Action Aid hanno utilizzato, quindi come accountability, il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte delle amministrazioni e così via. Siamo qua, ragazzi, per dare un nuovo segnale, un nuovo inizio, perché questo è soltanto un punto di partenza, non ci limitiamo, non è una dimensione squisitamente associativa, non è una dimensione che si limita all'assolvimento di scopi specifici e puntuali, ma il nostro intento è dare una ripartenza a una città che ha bisogno nuovamente di dare spazio e respiro a giovani pieni di prospettive e di risorse. Faccio parte di questo magnifico collettivo. Innanzitutto penso che l'obiettivo era quello di scoprire loro. È un messaggio soprattutto per gli agrigentini: mobilitiamoci perché abbiamo loro e non lo sappiamo. Le prossime iniziative sono tutte in corso d'opera e speriamo nel breve tempo di soddisfare le richieste degli agrigentini. Abbiamo fondato questa associazione per dare una nuova immagine ad Agrigento e recuperare le zone più abbandonate di questa città. Non ci concentreremo solo sulle zone principali, quelle a maggior vista, ma ci concentreremo su quelle zone che sono più a cuore per alcuni nostri cittadini, e cercheremo, con l'aiuto anche di altre associazioni, di poter dare una nuova immagine ad Agrigento e poter quindi dare più bellezza a questa città.